Da oltre 30 anni lo scultore veneziano Giorgio Bordoli lavora con i mattoni del campanile di San Marco, crollato nel 1902, reperti trovati sott'acqua nel mare Adriatico più di 30 anni fa. Si arricchisce così di un nuovo interessante capitolo che aumenta il mistero, la storia del ritrovamento dei mattoni, sempre del vecchio Paron de Casa, trovati circa un mese fa sulla spiaggia del Lido. Riutilizzo da diciamo quasi 30 anni, come potete vedere questo frammento, poi il campanile che io piccolino ho messo sopra, li utilizzo per varie sculture da tanti anni. Li ho recuperati nel mare Adriatico, ho fatto delle sculture anche per il Consiglio regionale del Veneto. All'indagine storica ha collaborato anche il professor Rosada. L'emozione nel lavorare questi mattoni è molta. È un'emozione grandissima perché il materiale effettivamente è vivo, molto indurito perché si marmorizza stando sott'acqua, però è un materiale fantastico. Mattoni ne ho sempre, adesso un imprenditore mi ha commissionato di creare una serie limitata utilizzando qualche pezzettino e utilizzarlo come rappresentanza di Venezia, che la città è viva, deve rinascere e deve ripartire anche dai vecchi mattoni. E da Venezia il vecchio leone di San Marco è pronto a ruggire per partecipare alla volata verso le Olimpiadi di Cortina 2026. Un leone freudiano, un grande leone che porterà tutto il Veneto, tutto il Triveneto verso Cortina. Ci sono varie tappe, sarà itinerante e sarà una grossa novità.